Autonomia del Veneto, l'obiettivo che si prefigge il referendum che il presidente Luca Zaia indirà nel 2017 accomuna esponenti di schieramenti opposti. Il consigliere regionale trevigiano del Partito Democratico Andrea Zanoni non fa mistero di augurarsi che il traguardo dell'autonomia venga centrato. Si può discutere delle modalità della consultazione, quindi non della sostanza. Io, come tutti i cittadini veneti, vogliamo naturalmente maggiore autonomia. Poi ci sono diverse forme per arrivare a questa maggiore autonomia. Potremmo fare un sondaggio che magari ci costa molto meno. Sta di fatto che i veneti e naturalmente anche noi che li rappresentiamo siamo a favore di maggiore forme di autonomia. I motivi per aspirare a maggiore autonomia sono molti. Soffriamo un po' tutti di certe scelte magari che vengono fatte centraliste dallo Stato, perché la regione Veneto è una regione che si trova in una posizione particolare, circondata da regioni a statuto speciale che godono di determinati privilegi, e quindi c'è anche una concorrenza, diciamo, scorretta nei confronti delle attività che vengono svolte in Veneto. Per una serie di motivi appunto buoni, per buone ragioni, credo che maggiore autonomia sia una cosa che vada un po' riconosciuta a tutte le regioni in Italia, modello, diciamo, Germania, dove appunto abbiamo uno Stato veramente federale.